Il cinema nel Friuli Venezia Giulia è industria che crea occupazione e investe sul territorio. Noi continueremo a sostenere dal punto di vista normativo e delle risorse un settore che è volano di economia. Lo sottolinea Deborah Serracchiani, presidente della Regione, a Trieste alla conferenza stampa che insieme al regista Alberto Fasulo ha presentato TIR, film vincitore del Marco Aurelio d'Oro al Festival di Roma. Le produzioni cinematografiche, ha aggiunto, sono anche un formidabile veicolo di promozione del territorio, come ci ha confermato pochi giorni fa Gabriele Salvatores, quando ha dato di Trieste una definizione, per me bellissima, di città mai scontate che continua a riscoprirsi. Fasulo ha dedicato il premio vinto da TIR a tutti coloro che lottano per un sogno. Alberto Fasulo. Sono estremamente felice che TIR sia nato e sia nato con un premio così importante e unico come il Marco Aurelio d'Oro, e credo che il fatto che TIR sia nato qui in Friuli, dove c'è questo sistema cinema molto di riferimento per tutta Italia e non solo, sia anche la dimostrazione che questa storia andasse molto raccontata, perché la crisi qui in Friuli ha fatto chiudere purtroppo troppe aziende del trasporto e ha messo in condizioni di grave crisi l'autotrasportatore italiano, e quindi sono fiero e spero che TIR apra veramente uno sguardo nuovo su questa realtà della logistica che ne ha bisogno, e soprattutto che mi auguro che riesca a evolversi come merita e venga restituita la dignità giusta per questo lavoro fondamentale che la società ha bisogno. Grazie. Prawie nasljednih dneh imaš pauzo. Ja. Mi radi danas nešto ili neće? Sumnjam. Eto, zašto sam ja došao od kuće, da bi sad došao ovdje i čamio čekajući. Tagorović che prende tutti non abbiamo una scelta, sì, perché se noi tutti quanti facciamo come fai tu, chi è che ci dà da mangiare tra un mese, 2 mesi? Siamo solo numeri. Pa kaj delaš nama 5?